L'aeroporto di Orio al Serio fa male alla salute dei bergamaschi? Parte un'indagine epidemiologica per verificarlo, ma è davvero necessaria? Ciao, sono Federico Biffignani, giornalista professionista e questa è una nuova puntata di il contenuto di inchiesta e informazione di Maresana Web TV. SACBO ha finanziato un'indagine epidemiologica che sarà condotta dall'Università Bicocca di Milano e da ATS Bergamo per verificare se l'aeroporto di Orio al Serio abbia ripercussioni sulla salute dei bergamaschi, soprattutto in termini di inquinamento acustico e atmosferico. Ma qualcosa, secondo i cittadini, proprio non funziona. Orio al Serio nel 2025 ha trasportato 16.800.000 passeggeri con 100.000 voli annui, completando l'ampliamento dell'aerostazione verso est. Nel 2026 punta a superare i 17 milioni di passeggeri grazie ad un altro investimento importante di Ryanair. Eppure ogni tipo di ampliamento non poteva avvenire prima della conclusione dell'indagine, come recitava il via libera del Ministero della Transizione Ecologica. Tutto, si presuppone, a vantaggio del solito maggior guadagno economico, con il beneplacito del Comune di Bergamo, tra i principali soci della società SACBO, il cui impegno per tutelare i cittadini dai rischi derivanti dal traffico aereo è spesso stato molto scarso o per qualcuno assente. Ma davvero c'è bisogno di un'indagine epidemiologica che verifichi se l'aeroporto di Orio al Serio e gli aerei in genere arrechino danni alla salute? Sull'inquinamento acustico il dato è oggettivo. A settembre 2025 6 postazioni di rilevamento su 7 tra città e Interland hanno evidenziato il superamento del limite dei 60 decibel. Nel corso del 2023 le centraline hanno rilevato 5 valori fuori norma. Se però consideriamo che 60 decibel viene paragonato ad un rumore solo fastidioso e accostato ad un traffico urbano moderato, viene da chiedersi quanto queste rilevazioni siano veritiere. Basta mettersi in centro a Colognolo, Villaggio Sposi, per giudicare molto più che fastidioso il transito anche solo di un aereo, figuriamoci di un centinaio al giorno. Figuriamoci di notte, perché la questione dei voli notturni è assai delicata. Nonostante esista il regolamento di interrompere i voli dalle 23 alle 6, Orio schedula voli anche fino all'1 di notte, anche se nel 2025 ha dichiarato 35 voli notturni contro i 700 del 2024. Impossibile fare diversamente, è un aeroporto internazionale, ha detto il comune di Bergamo recentemente, una frase giuridicamente falsa che ha fatto infuriare i residenti. Gli assessori dicono che è un aeroporto internazionale e che non si può fare, cosa che noi abbiamo verificato, che altri aeroporti internazionali, tipo Francoforte, dalle 11 mezzanotte fino alle 5 del mattino chiudono. Quindi perché in altri luoghi sì e a Bergamo non si può fare mai nulla? Postilla 1, per l'OMS il valore dei decibel dovrebbe stare tra i 40 e i 55. Postilla 2, SACBO sarebbe legalmente tenuta ad aggiornare in modo trasparente i dati sull'inquinamento acustico mensili e annuali, cosa che non succede se siamo a settembre 2025 all'anno 2023 sul sito ufficiale. Ma la sensazione è quella di una presa in giro. Capitolo inquinamento atmosferico. Difficile determinare la percentuale composta dal traffico aereo, ma è scientifico che gli aerei versano nell'aria alte quantità di inquinanti, come il particolato fine, per cui l'Italia ha il primato europeo di morti annuali dovute a questo elemento, oppure al particolato ultrafine, il quale addirittura non prevede alcuna regolamentazione. E poi c'è il dato allarmante che riguarda feti, neonati e bambini. Nella prossima puntata entreremo nei dettagli dell'indagine, avremo un botta e risposta tra i medici per l'ambiente e ATS sulla validità scientifica dell'indagine stessa e parleremo delle gravi conseguenze che hanno gli aeroporti sui bambini, secondo quanto rilevato da alcuni studi.